nelle partite della nostra Serie A femminile, raramente le partite superano i 2000 spettatori. Ciò nonostante ci sono stati però anche grandi passi in avanti, come per esempio il raggiungimento del record storico di spettatori per una partita di calcio femminile in Italia giusto il mese scorso in occasione di Roma-Barcellona, con quasi 40.000 persone all'Olimpico. C'è stato il passaggio al professionismo nel 2022. Dal 2018-2019 è la FIGC e non più la Lega Nazionale Dilettanti ad organizzare il campionato di Serie A, e negli ultimi 10 anni le tesserate, le ragazze alla FIGC sono triplicate, passando da circa 11.000 a oltre 30.000. Questi sono buoni segnali per il futuro, dunque la strada da fare c'è ancora, ma siamo sulla giusta strada per l'appunto. Il giornalismo sportivo, per rendere il calcio femminile più attrattivo, deve anzitutto parlarne, dare visibilità a queste manifestazioni, come sta accadendo sempre più di frequente. È accaduto nel 2019, è accaduto l'anno scorso con gli europei, accadrà quest'estate con i mondiali. Più se ne parla, più le persone potranno anche conoscere le calciatrici e renderle dei modelli di riferimento anche per eventuali nuove generazioni di giocatrici. Manifestazioni come il Festival del giornalismo di Verona sono davvero importanti, perché oggi più che mai è importante parlare di giornalismo in un'epoca di fake news, in un'epoca di grande confusione e rumore mediatico di fondo, di notizie non verificate. Quel giornalismo oggi è chiamato a mettere ordine in questo caos, orientare le persone in tempi complessi. Lo abbiamo visto con le numerosissime notizie di cronaca degli ultimi anni che entreranno nei libri di storia, e dunque è importante dare visibilità e far comprendere alle persone come funziona questa professione, che è davvero fondamentale per la coscienza civile di ognuno.